Possono tirare una boccata d'ossigeno le imprese e famiglie di 26 comuni del Veneziano che sono stati colpiti dal maltempo lo scorso inverno. Slitta infatti al 31 ottobre il termine per pagare tasse, contributi INAIL, INPS e assicurazioni obbligatorie. È stata finalmente accolta la richiesta avanzata da Luca Zaia dopo che le alluvioni dello scorso gennaio e febbraio avevano messo in ginocchio il Veneto orientale. Sono state molte infatti le aziende colpite dal maltempo e che tuttora stanno pagando le conseguenze di capannoni scoperchiati, raccolti allagati e macchinari danneggiati. I danni provocati dalle nevicate incessanti, dalle valanghe e alluvioni improvvise, dalle piogge torrenziali, dai blackout che hanno lasciato al buio e al freddo molti comuni veneti hanno causato danni per 550 milioni di euro, secondo quanto ha affermato Zaia, ma al momento la cifra è al vaglio delle amministrazioni comunali. Il presidente della regione punta agli indennizzi ora, lanciando un appello a Renzi, dopo che l'ultimo incontro con il precedente premier Letta a Roma non ha lasciato spazio a dubbi sulla mancanza di risorse. Il decreto ministeriale che attesta lo stato di crisi del Veneto attualmente non prevede alcun stanziamento.